Non cala il sipario sui 100 ettari di terre comunali in località Sugato, nella zona di Capocomino. A sollevare nuovamente la questione il movimento Zente Nova, che condusse già una battaglia con dei sit-in di sensibilizzazione su quel terreno agricolo che l'amministrazione avrebbe dovuto far rientrare nel proprio patrimonio. Ma la requisizione dei 100 ettari non ha placato gli animi, perché lo stesso movimento, rappresentato in consiglio da Antonio Satta, ha divulgato un comunicato stampa che anticipa le future richieste da avanzare in seno al prossimo consiglio comunale per chiedere chiarimenti in merito alla gestione di quelle terre. Secondo il consigliere Satta non si comprende appieno l'affidamento all'Università di Sassari della stesura di un piano di utilizzo delle terre civiche che costerà alle casse comunali una cifra che, continua Satta, si sarebbe potuta risparmiare mettendo in campo un po' di buon senso con un'azione di frazionamento in 5 lotti da 20 ettari l'uno e l'assegnazione con bando a pastori e agricoltori di Siniscola. La stessa rinuncia alla raccolta delle olive in quell'appezzamento di terra è segno, continua il consigliere, di uno scarso senso di applicazione da parte dell'amministrazione locale allo sfruttamento di risorse di propria appartenenza, che seppur in piccola parte avrebbero potuto avere un ritorno proficuo d'immagine se il prodotto finale fosse stato quantomeno devoluto ai più bisognosi. Intanto l'amministrazione comunale attende ancora il piano di utilizzo delle terre pubbliche, avendo già da tempo esternato la convinzione che il frazionamento delle terre desugato proposte da Zente Nova non avrebbe fatto parte degli intenti proposti dalla Giunta Celentano in merito alla questione. Ulteriori sviluppi si attenderanno qualora la proposta del movimento rappresentato da Satta non venisse presa in considerazione nel prossimo Consiglio Comunale.